redaczione di Teleuropa Network, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Negli ospedali calabresi si potrà assumere, il governo cancella il blocco del turnover anche per le regioni obbligate a rientrare dal debito e Cotticelli dice è una boccata d'ossigeno per la sanità della regione Calabria. I laboratori di analisi il ticket lo pagano i ritardatari, per i primi 25 utenti è tutto gratis, i tagli alle strutture sanitarie creano disagi e in tanti rinunciano alle analisi. Primi effetti del decreto sicurezza, i dati sono confortanti, reati in calo in Calabria dell'11%. Si è insediato oggi il nuovo questore di Vibo Valentia, Antonio Gargano, proveniente da Roma, ai giornalisti dice determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. Esperti a rende per affrontare il problema della proliferazione della zanzara tigre in Calabria, chiesti monitoraggi e piani congiunti di ASP e comuni. Buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di sanità perché, come vi abbiamo anticipato già ieri nel corso dei nostri telegiornali, dalla Commissione Affari Sociali della Camera è arrivato il via libera allo sblocco del turnover, ok? Dunque a nuove assunzioni di personale sanitario. Approvato un emendamento bipartisan, ma rimane lo scontro fra Lega e 5 Stelle sui criteri per la scelta dei nuovi direttori delle aziende sanitarie ospedaliere. Anche il commissario Cotticelli ai nostri microfoni si dice soddisfatto per questa buona notizia. Ma vediamo i nostri servizi. Dopo 2 giorni di discussione in Commissione Affari Sociali della Camera arriva una buona notizia per la sanità calabrese. Un emendamento bipartisan blocca infatti lo stop al turnover, via libera dunque alle nuove assunzioni. Una boccata d'ossigeno per la Calabria, dove ad oggi mancano 1.400 unità di personale sanitario, un numero destinato a crescere con gli effetti di quota 100, la possibilità cioè di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Nelle aziende sanitarie e ospedaliere della regione la situazione è difficile, anzi drammatica, proprio per la grave carenza di medici, infermieri e OS. Senza personale è difficile, molto difficile assicurare i livelli essenziali di assistenza. E così, con l'emendamento approvato nel corso della discussione parlamentare che precede la conversione in legge del decreto approvato dal governo per introdurre norme speciali per la sanità calabrese, c'è la possibilità di procedere con le assunzioni in tutte le regioni in regime di piano di rientro, Calabria inclusa. Un emendamento che è frutto di un acceso dibattito fra maggioranza e opposizioni. Sia PD che Forza Italia infatti hanno presentato più emendamenti per escludere il blocco del turnover dal decreto. Su questa linea alla fine si è ritrovato anche il Movimento 5 Stelle. La relatrice Dalila Nesci ha chiesto infatti alle opposizioni di ritirare tutti gli emendamenti sulla questione. Al loro posto la deputata pentastellata ha presentato una nuova norma che elimina il blocco automatico del turnover per tutte le regioni sottoposte al piano di rientro e in disavanzo economico. Respinti invece gli emendamenti delle opposizioni sui compensi dei commissari, che sono adeguati, ha risposto la maggioranza, agli standard nazionali. Ma in Commissione Affari Sociali continua a tenere banco la disputa tra 5 Stelle e Lega rispetto ai criteri per la scelta dei direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere. Dalila Nesci ha presentato un emendamento che prevede lo stop alle scelte discrezionali da parte del Presidente della Regione, mentre il leghista Massimiliano Panizzuti ha presentato un subemendamento per limitare la misura alle sole regioni commissariate. E intanto il PD ha votato contro gli emendamenti di Lega e 5 Stelle perché, spiega il deputato Viscomi, il sistema di selezione dei direttori generali previsto dalla legge è stato a suo tempo condiviso con le regioni, pertanto, sottolinea, non può essere modificato unilateralmente dal governo. Allora, proviamo a capirci qualcosa in questo pianeta Sanità Calabria sempre più affollato di idee, ma assai poco di fatti. Succede che mentre a Roma si lavora per trasformare il decreto in legge, operazione difficile perché c'è da convincere la pattuglia dei leghisti, e non perché non siano d'accordo a priori, ma perché la vicenda si inquadra in un complesso gioco di equilibri con i colleghi dei 5 Stelle. La cosa positiva è che finalmente negli ospedali si potrà assumere e quindi si presume che possano funzionare meglio. La cosa negativa, a dire il vero ce n'è più di una,
riguarda l'andazzo quotidiano del sistema organizzativo dell'offerta sanitaria, che giorno dopo giorno ci restituisce un'immagine tutt'altro che rassicurante, se è vero come è vero che a Vibo, per esempio, chiudono ortopedia e a Reggio 3.000 malati restano senza assistenza domiciliare perché l'ASP della città dello Stretto non paga. Ma non finisce qui, perché i problemi sono come le ciliegie, una tira l'altra, e in questo caso l'altra ciliegia si trova a Cetraro, dove il sindaco ha indetto un consiglio comunale aperto per spiegare alla città che cosa sta avvenendo nell'ospedale cittadino. Anche qui non c'è da stare allegri, perché il timore che possano chiudere alcuni reparti è assai fondato. Altre ciliegine investono altre realtà sanitarie. A Cosenza si infiamma il dibattito sul funzionamento del pronto soccorso. La struttura d'emergenza sta in piedi solo grazie alla volontà dei pochi operatori chiamati a dare risposte alle centinaia di pazienti che l'affollano quotidianamente. Tutto nella norma per chi vive in Calabria, tutto già visto e sperimentato sulla pelle dei cittadini, ma le cose cambieranno, ci hanno spiegato. Come e quando? Beh, non si sa. Ciò che è certo, almeno così sostengono i più ferrati in materia, che il decreto non produrrà alcun effetto positivo, magari tra 18 mesi, il tempo necessario per un'altra campagna elettorale, perché la sanità da queste parti funziona e come, ma per la politica. Soddisfazione anche da parte del commissario Cotticelli per lo sblocco delle assunzioni, che dice una boccata d'ossigeno per la sanità calabrese. È la cosa che più colpiva tanti giovani, tante famiglie e soprattutto tante strutture sanitarie che con i normali pensionamenti, la legge 100 eccetera, correva il rischio di chiudere reparti, chiudere servizi, chiudere attività e diminuire ulteriormente il livello dei LEA, che in questa regione sono i peggiori d'Italia. Noi faremo in modo da superare le criticità che il sistema sanitario calabrese sta vivendo in questo periodo e procederemo a delle azioni di risanamento finanziario, di potenziamento tecnico, secondo un piano assunzionale che daremo anche lavoro a tanti giovani che hanno bisogno di lavorare e che hanno delle professionalità importanti che noi dobbiamo valorizzare. Ora servono sinergie con il governo regionale per nominare i nuovi commissari che guideranno le ASP e le AO del territorio. Questo dunque sarà il passo successivo. Io dal primo giorno ho parlato di concertazione, di collaborazione, di sinergie e quindi noi una volta che io cercherò sempre, l'ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato, la cooperazione, l'assenso, la giusta sinergia con la Regione. Io sottoporrò all'intesa del Presidente dei nomi, che sono tutte persone di elevatissimo profilo, insieme cercheremo una mediazione. Gli incontri li ho sempre auspicati, li ho sempre cercati e li ho sempre ottenuti. Quindi io fortissimamente voglio la sinergia con la Regione. Dopo questa dichiarazione d'amore con il governatore regionale passiamo a parlare ancora di sanità, in particolare di pazienti, perché solo 25 al giorno possono usufruire dell'esenzione ticket nei laboratori d'analisi. Gli altri, pur avendone diritto, sono costretti a pagare il servizio. Tanti i disagi, lunghe code al mattino e molti rinunciano agli esami. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Davanti a questa porta, come davanti a tutte le porte dei laboratori d'analisi calabresi, ogni mattina ci sono dalle 30 alle 50 persone, tutti in fila ad aspettare l'apertura del laboratorio per cercare di sfruttare la propria esenzione dal ticket. Le file iniziano ore prima dell'apertura, qualcuno si presenta all'alba per essere sicuro di ottenere la prestazione gratuita, gli utenti in attesa distribuiscono dei bigliettini per organizzarsi tra loro. All'interno dei laboratori un avviso spiega il perché di questa situazione, che va avanti dal mese di febbraio, ossia dalla firma dei contratti
contratti che mantengono i tagli drastici, costringendo gli operatori a centellinare le risorse. Ogni mattina c'è posto per 20-25 utenti, gli altri sono costretti a pagare o a rinunciare agli esami. Già la mattina alle 5:30 davanti al laboratorio ho trovato spesso persone anziane di 80-85 anni che a malapena si reggono in piedi in attesa di poter risparmiare quei 10-20 euro di ticket che purtroppo devono pagare in caso dovessero andare direttamente allo sportello dopo le 8. Quindi secondo me è un fatto gravissimo, molto grave perché va a colpire soprattutto i più deboli. A subire le conseguenze, oltre ai cittadini, anche le aziende messe in ginocchio dai tagli. Sono state acquistate la metà delle prestazioni necessarie sulla base dei fabbisogni minimi, dei livelli minimi di assistenza. Chiaramente le strutture accreditate non possono erogare più prestazioni di quelle acquistate, per cui i cittadini sono costretti, cioè non possono più ricevere queste prestazioni dalle strutture. Noi avremmo diritto come cittadini, e dico noi perché io sono anche una cittadina, avremmo diritto a 12 prestazioni in Calabria per abitante di specialistica ambulatoriale. Ebbene, ne vengono erogate non più di 7 mediamente in tutta la regione fra pubblico e privato accreditato. Intanto, anche nel settore pubblico la situazione non è idilliaca. Il pubblico la situazione è caotica perché è inutile dirlo, siamo in piano di rientro, abbiamo dovuto subire anni di blocchi di turnover, abbiamo dovuto subire chiusure di presidi ospedalieri, quindi abbiamo un pubblico in affanno. E ancora per la sanità è stato chiuso temporaneamente allo Iazzolino di Vibo il reparto di ortopedia, pazienti costretti a recarsi alla Mezzia Terme tra disagi e polemiche. Da oggi i pazienti saranno dirottati alla Mezzia Terme, chiuso il reparto di ortopedia dello Iazzolino di Vibo per mancanza di personale. In corsia solo 4 medici e 15 infermieri, troppo pochi per mandare avanti la divisione del nosocomio. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Elisabetta Tripodi pertanto ha deciso lo stop temporaneo per un periodo lungo, 60 giorni. In particolare il disco rosso riguarda le sale operatorie che resteranno chiuse sia per gli interventi urgenti che per quelli programmati. 2 mesi di disagi per chi bisognoso di cure sarà costretto a migrare altrove, un caso su cui infuria la polemica soprattutto politica. Si parla di sistema al collasso e indiscrezioni lasciano trapelare che ortopedia potrebbe rappresentare solo la punta dell'iceberg, in quanto la stessa sorte potrebbe toccare presto ad altre unità dello Iazzolino. Pare allo stremo delle forze, tra cui pediatria, malattie infettive, ginecologia, neurologia. In Calabria il dato è ufficiale, mancano 1400 medici, il rischio di ritrovarci con strutture sanitarie vuote è alto. Dopo lo Iazzolino di Vibo, in una sorta di effetto domino, potrebbe toccare anche ad altri ospedali calabresi. Non va dimenticato infine che ci avviciniamo all'estate e che nel Vibonese, così come nel resto della regione, arriveranno migliaia di turisti. Sarà emergenza, come più volte denunciato dai camici bianchi che chiedono rinforzi. Speriamo che lo sblocco assunzioni diventi al più presto operativo. Lasciamo la sanità, parliamo di cronaca. Adesso si è insediato oggi il nuovo questore di Vibo Valentia, Antonio Gargano, proveniente da Roma. I giornalisti ha detto determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. Si è insediato questa mattina e subito ha voluto incontrare la stampa. Nino Gargano è il nuovo questore di Vibo Valentia, già a capo delle squadre mobili di Bari e Genova, proviene dall'ufficio centrale ispettivo della Polizia di Stato, nominato questore nell'aprile dello scorso anno, prende il posto di Andrea Grassi. Per il 55enne di origini amalfitane, figlio dell'indimenticato sindaco Gaetano, un compito arduo in una città con diverse problematicità ed un territorio che subisce il gioco di una criminalità organizzata considerata tra le più potenti. Spero di poter proseguire nel solco di quanto già fatto con grande professionalità sotto la illuminata direzione dell'autorità giudiziaria, da donne e uomini della squadra mobile e degli altri apparati della questura che hanno dimostrato in questo appunto professionalità, dedizione e, permettetemi, anche coraggio. Spero in questi termini non soltanto
di contrastare questa forma di criminalità assolutamente pervasiva, ma di non trascurare neanche le istanze di richieste di sicurezza che provengono dal cittadino, anche della sicurezza percepita, di tenere attenzione per ogni forma di criminalità, anche dei reati che alla prima vista possono sembrare di minore importanza, ma che di tal modo non sono. Sono importanti, reati di genere, di violenze intrafamiliari, di violenze di stalking, di attenzione allo spaccio diffuso di sostanze stupefacenti e di tutte le altre forme di criminalità. Ai cittadini, ai vibonesi, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che metterò in campo l'impegno e la determinazione. L'impegno non deve mai mancare, come non deve mai mancare questo sentimento di determinazione che assolutamente deve contraddistinguere l'operato di ciascuno di noi. Sono convinto della squadra istituzionale di cui da oggi sono onorato di far parte, di mettere in campo la mia esperienza e quanto di buono fatto in tanti anni di servizio al servizio appunto della cittadina di Vibo Valentia e dei cittadini della provincia. E da Vibo a Reggio Calabria, dove 2 mezzi della società Castore SRL del comune di Reggio sono stati rubati la scorsa notte proprio dal deposito. Lo riferisce una nota del comune. Si tratta degli stessi 2 veicoli, un escavatore e una pala meccanica, che erano già stati sottratti lo scorso mese di gennaio e successivamente ritrovati a seguito di indagini delle forze dell'ordine. Qualche settimana fa lo stesso deposito aveva subito un'infrazione, un tentativo di furto registrato proprio dalle telecamere di sicurezza, che non era andato a buon fine, che aveva provocato solo un lieve danneggiamento di alcuni mezzi. La scorsa notte invece c'è stata la nuova incursione. Ignoti sono introdotti nella struttura forzando il cancello d'ingresso e manomettendo il circuito di videosorveglianza e poi sottraendo i 2 mezzi. Da questa mattina sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Con il decreto sicurezza bis in Calabria nel 2019 i reati sono diminuiti dell'11,3% rispetto al primo trimestre di un anno fa, lo comunica il Ministero dell'Interno. In particolare fa sapere il Viminale: a Catanzaro meno 5,7%, meno 16,2% a Cosenza, meno 7,8% a Crotone, meno 9,2% a Reggio Calabria e meno 18,5% a Vibo Valentia. Nascondeva in cantina 3 kg di marijuana e 70 grammi di cocaina. Un 38enne disoccupato con precedenti di polizia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di una cassaforte posto in un'abitazione adiacente ai locali. I militari hanno trovato anche 5.000 euro in banconote di vario taglio. 72 capi di bestiame, in maggioranza ovicaprini, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali nell'Alto Tirreno Cosentino. A San Nicolarcello i militari hanno trovato all'interno di un ricovero 28 pecore e 13 capre prive di marchi auricolari identificativi. Al proprietario è stata comminata una sanzione amministrativa di 13.000 euro. Sempre nello stesso comune sono stati sequestrati altri 24 animali tra ovini e caprini che pascolavano incustoditi in un'area percorsa dal fuoco. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di delimitazione della carreggiata, ferito gravemente il conducente di una Ford Fiesta. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 162 nei pressi di Cortale, nel Catanzarese. Per estrarre il ferito dalle lamiere dell'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Incendiò l'auto del cognato. I carabinieri di Rosarno hanno arrestato un 28enne ritenuto colpevole di danneggiamento seguito da incendio commesso nella cittadina Reggina nel 2016. L'uomo dovrà scontare una pena residua di oltre 1 anno e mezzo di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Il movente del gesto sarebbe riconducibile a dissidi privati tra familiari. Ed esperti si sono ritrovati a Rende per affrontare il problema della proliferazione della zanzara tigre in Calabria, chiesti monitoraggi e piani congiunti con ASP e comuni.
C'erano una volta le zanzare, che pungevano di notte e provocavano prurito e gonfiore. Insetti fastidiosi, certo, ma non così pericolosi come le specie importate negli ultimi decenni. La zanzara tigre, ad esempio, sempre più presente sul territorio italiano e calabrese, è veicolo di trasmissione di patologie più o meno gravi. Sono potenziali vettori di arbovirus, delle malattie che in realtà possono essere veramente molto serie. Proprio a Guardavalle, nel comune di Guardavalle, ci sono stati dei casi di chikungunya, cioè questa malattia che viene appunto trasmessa in seguito alla puntura della zanzara tigre. È una malattia, diciamo, che generalmente non ha grossissimi problemi, se non ovviamente nei riguardi di pazienti particolarmente debilitati. Chikungunya è un termine appunto che sta a indicare una situazione di forti dolori articolari, quindi in seguito alla puntura di queste zanzare ovviamente noi contraiamo questa malattia che ci porta ad avere veramente dei dolori mostruosi articolari e a ripiegarci proprio su noi stessi, tanto il dolore forte appunto che causa questa patologia. Le aziende che si occupano di disinfestazione si sono date appuntamento a Cosenza, ma tocca a Comuni e ASP stabilire le strategie per affrontare la nuova invasione. Il primo step è quello del monitoraggio, cioè noi ovviamente dell'università siamo stati contattati proprio per avviare queste attività di monitoraggio al fine di verificare dove la zanzara si aggrega maggiormente, in modo da permettere poi eventualmente alle aziende sanitarie ma anche ai comuni e alle aziende di disinfestazione di andare ad agire proprio nei luoghi e nei centri dove c'è una maggiore aggregazione della zanzara tigre. In passato solo Cosenza e Vibo Valentia hanno sfruttato i fondi a disposizione per monitorare la presenza di zanzare tigre. Alcuni primi cittadini invece si sono mostrati disinteressati al problema. Altri sindaci mi hanno risposto: la zanzara non credo ci sia perché io non sono stato mai punto dalla zanzara, ma ovviamente questo non è assolutamente vero, perché la zanzara ovviamente seleziona l'ospite, ma è anche vero che alcune volte veniamo punti ma non sviluppiamo delle reazioni a questa puntura. Il clima rigido che caratterizza questa primavera sposterà il problema alle prossime settimane, ma il numero di zanzare presenti potrebbe essere superiore agli anni precedenti. Già ad aprile in condizioni normali in Calabria avremmo dovuto avere già la presenza della zanzara. La sposta ovviamente ne avremo in abbondanza perché, come diceva lei, avremo delle riserve d'acqua a disposizione delle femmine che saranno prossime ovviamente ad accoppiarsi. E da Cosenza a Catanzaro per il progetto Gutenberg, giunto alla 17ª edizione, ricco calendario di incontri con gli autori. Il tema di quest'anno è Dedalo e Icaro, dedicato proprio al labirinto della realtà. 150 incontri, 60 autori, coinvolte le 5 province calabresi, i numeri del progetto Gutenberg, giunto alla 17ª edizione, presentato a Palazzo dei Nobili a Catanzaro, iniziativa promossa dall'associazione Gutenberg e dalla fondazione Imes. Un programma ricco che prevede la presenza di scrittori nazionali quali Piffa Impastato, senza dimenticare la letteratura calabrese rappresentata tra gli altri da Carmine Abate e Mimmo Gangemi. Prevista infine una sezione ragazzi con 21 autori. Il tema scelto è Dedalo e Icaro, la metafora del labirinto nella nostra società. Un tema suggestivo, complesso. Naturalmente facciamo riferimento alle grandi questioni aperte nel nostro tempo. Dedalo che cosa vuol dire? L'inventore del labirinto. Noi ci aggiriamo in un labirinto di problemi, crisi delle democrazie, grandi migrazioni, temi ambientali, nuove tecnologie che arricchiscono ma turbano anche la scena con le cosiddette fake news e i veleni che a volte propagano. Insomma, un labirinto da cui bisogna cercare di uscire con un grande sforzo di pensiero, con una responsabilità naturalmente affidata alla politica, ma anche con una necessaria intelligenza delle cose. E dove cominciare? Dai giovani, dai ragazzi, dalla società civile, aiutandoli a riflettere e mettendo a disposizione le risorse della comunità intellettuale, una capacità di arricchire la nostra razionalità per uscire dal labirinto e una razionalità per moderare e rendere produttivo lo slancio utopico di Icaro. Il progetto Gutenberg lancia alle scuole soprattutto la sfida della lettura, il libro come faro nel ginepraio di una realtà in cui è difficile orientarsi. Adesso parliamo di teatro, perché a Rendano di Cosenza nei prossimi giorni sono attesi 2 grandi spettacoli, fanno parte del Rendano Extra.
Entra nel vivo la sezione Rendano Extra della stagione di prosa del teatro di tradizione cosentino, con la messa in scena di 2 attesi spettacoli, espressione di 2 produzioni calabresi. Il primo spettacolo, Crescendo Rossiniano, che andrà in scena venerdì alle 20:30, è un omaggio a Gioacchino Rossini, scritto, diretto e interpretato da Adolfo Adamo. È il primo spettacolo sul Nazionale di prosa che è dedicato alla vita di Gioacchino Rossini, perché si celebrano i 150 anni appunto della sua morte, quindi è un'occasione per andare a scrutare l'animo del musicista ma anche dell'uomo, una grande persona che ha toccato livelli altissimi, in 34 anni 33 opere realizzate per poi rimanere rinchiuso quasi così nell'oblio nella sua Parigi. Nel secondo appuntamento, sabato 18 maggio alle ore 21, a calcare il palcoscenico del Teatro Rendano saranno gli artisti dell'opera pop rock ideata da Mario Palermo, scritta e diretta da Attilio Palermo, Alarico il musical. L'ambizione più grande è quella di portare in scena la storia di questo re germanico adottato dalla città di Cosenza così come non la si conosce, entrando proprio in quella che è la psicologia di Alarico Re, traslata in scena attraverso il personaggio e le interazioni che questo avrà con gli altri personaggi. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Un vortice depressionario in traslazione sul Mar Tirreno verso la Sicilia farà peggiorare il tempo sulla Calabria, in particolar modo sul Reggino e Vibonese. Temperature ancora piuttosto fredde per il periodo, in attesa di un miglioramento previsto per la giornata di venerdì. Domani generale miglioramento con cielo che si presenterà poco nuvoloso ovunque, salvo addensamenti pomeridiani ancora possibili con brevi rovesci su Pollino e Sila. Domani mari poco mossi o mossi con venti deboli occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.